buongiorno, si avvicina al tavolo, in piedi a voce alta, legge la dichiarazione che è scritta su quel foglio con cui si impegna a dire la verità. Consapevole della responsabilità morale giuridica che assume con la mia posizione, mi occupa la verità, non assume nulla di quanto ne conosco. Si accomodi pure, dici il suo nome e cognome. Marcello Fabbri. Prego. Signor Fabbri, buongiorno, poche domande. Lei che lavoro svolge? Agente immobiliare. Agente immobiliare. Di quale società, come si chiama? La sua Lavoravo agenzia? per l'immobiliare Frizza, che era proprietario di appartamenti di Moro Gettina. A chi appartiene questa società immobiliare? A chi appartiene? Sì, chi è la proprietà? L'ingegner Monteverdi. Ingegner Monteverde. In questo suo ruolo lei si è occupato di immobili ubicati in via Oggettina 65 di Milano? Sì. Sì. Lei sa se gli stessi a chi fossero locati, se fossero locati a determinate persone e chi? A Nicole Minetti, per esempio? Sì. Nicole Minetti ha affittato l'appartamento. Quanti appartamenti? A lei 3 appartamenti, sì, più alle sue amiche, che sono? 3, 4, 5. Si ricorda che sono? Maristella, Barbara Guerra, poi chi c'era? Iris, Berardi, Aris, Iris e Aris viene di seguito. Sì. È corretto? Sì, e le sorelle... Aris Leida? Aris Leida? E Spinoza? Sì, Spinoza. E poi lei De Vivo. Lei usa il plurale, ne deduco che sono almeno 2, si ricorda i nomi? Gemelle De Vivo. Le gemelle De Vivo. Chi si occupava della gestione degli affitti, di individuare la casa, della destinazione di questi immobili? Le risulta? Lei con chi si interfacciava? È la domanda. Bene, avevamo un ufficio sì, dove c'era la commercialista, sì, che si valutava la persona, documenti, reddito, tutto quanto, e dopo se andava bene si assegnava l'appartamento. Chi gli riportava questi documenti? Chi riportava i documenti? Sì. Io. Sì, ma lei con chi aveva contatti? Aveva contatti con ciascuna delle signorine conduttrici? Sì. E con Nicole Minetti anche? E con Nicole Minetti, sì. Lei me le presentava come amiche, colleghe, mi dava i documenti, amiche e colleghe di Mediaset. Non sono consigliere regionali loro comunque. Colleghe di Mediaset, ballerine, sì, così. Ballerine, e poi gliele presentava e cosa succedeva? Presentava, bisognava l'appartamento, se andava bene, mi faceva dare documenti e assegnavamo l'appartamento. Benissimo. Ascolti, il canone come veniva pagato? Venivano lasciati 3 mesi di deposito cauzionale poi di prassi, e poi di prassi ogni trimestre veniva pagato. Ma questi 3 mesi di deposito, innanzitutto a quanto ammontava l'affitto, il canone? Erano vari, perché ci dica delle fasce almeno. Di locali si partiva dagli 800-900 mensili ai 1.200-1.300 mensili. 800-900? 800 euro per certo. Mensili a 1.200-1.300 euro mensili. Che è un prezzo buono, mi pare di capire. Per la zona. Sì, appartamenti nuovi, medio eleganti. Ma c'era una ragione per cui veniva praticato un prezzo che, per conoscenza, come dire, di fatto notorio, pare bassino per la zona? No, quello lì erano i prezzi, prezzi di... Nel senso che conosco i prezzi di Milano. Erano i prezzi di listino, avevamo assegnato i prezzi a tutti gli appartamenti, 160 appartamenti. Senta, e chi pagava l'affitto, il canone? L'affitto me lo pagavano loro. Lei come lo riceveva? Contanti. Con? Contanti. In contanti chi gli riportava i soldi? Ognuno all'assegnatario dell'appartamento. Quindi non pagava la signora Minetti per conto delle altre? Non è mai capitato? No. Pagava ciascuna? Minetti si pagava i suoi appartamenti, sì, ognuno poi si pagava i suoi appartamenti. E sempre in contanti? Sempre in contanti. Ma questa non la ravvisa, succede sempre così, che i suoi appartamenti vengono pagati sempre in contanti? Sì, parecchi inquilini abbastanza. Lei rilasciava ricevuta di pagamento? Si prendevano i soldi, ricevuta. No, guardi, non stavo facendo la questione fiscale, tributaria. Ricevuta. Volevo solo sapere se veniva certificato il pagamento con una ricevuta lasciata a loro. Assolutamente sì. Quindi lei rilasciava una ricevuta alle singole persone che pagavano. Sì. Quindi lei ha tutte queste ricevute? Sì, sono in ufficio, le ricevute, sì. In ogni caso lei è in grado eventualmente di produrre, di mettere a disposizione dell'ufficio le ricevute
che hanno ricevuto, hanno Sì. avuto in consegna le signorine che a testé menzionato, Barbara Guerra, eccetera, Sì, eccetera. bisogna che l'ufficio perché sono stato licenziato. È stato licenziato Sì. lei? Ah. Senta, lei conosce il ragionier Spinelli? Sì, E come mai lo conosce? ha fatto garante per Maristel. Ha fatto da garante, dato che non aveva ancora l'assunzione per Mediaset, lui ha fatto da garante per Maristel. Ecco, ma visto che il garante deve essere solvibile, lei conosceva il ragionier Spinelli? No, il ragionier Spinelli ha portato il suo 740 reddito. Perfetto. Quando chiediamo un garante vogliamo vedere il reddito, se va bene viene assegnato l'appartamento. E la signora Minetti ha mai fatto da garante per qualcuno? La Minetti mi sembra di sì, forse sì, forse per un appartamento. Senta, Non ricordo quale, aspetti, forse... prego, scusi lei. Non ricordo il nome, sì, per una ragazza seria. Chi la informava che una delle ragazze che lei ha menzionato necessitava dell'appartamento? Voleva Minetti. La Minetti. Per me era un canale per affittare appartamenti. Ho Va trovato bene. questo canale Mediaset, perché pensavo che erano tutti di Mediaset, Grazie, mi faceva da agente immobiliare. grazie. Perché è stato licenziato? Perché secondo il capo ha provocato un casino, ho sputanato il condominio. Ha provocato un casino? Ho sputanato il condominio, dette le sue parole. Sputanato. Mi scusi, ma le sue parole. Ma a proposito di quale vicenda, scusi? Questo fatto mediatico che siamo andati sui giornali e secondo lui io avrei dovuto capire cosa facevano queste, ma io... Grazie, può andare. Grazie.